Note di giubilo dagli esponenti della maggioranza di destra-destra, critiche dai banchi dell'opposizione per quella che viene definita un'occasione mancata per mancanza di risposte ai territori. Luci ed ombre dopo il via libera al Senato all'atteso disegno di legge sulla montagna, che è un primo passo positivo ma non soddisfacente, commentano all'unisono Confindustria Belluno, la rete di Confindustria della Montagna e Uncem. 200 milioni la dotazione del fondo, che nei prossimi anni potrebbe essere elevato a 300 milioni se il governo accetterà la richiesta contenuta nell'ordine del giorno presentato dal senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Risorse insufficienti, ribatte il collega Dem Andrea Martella. Era necessario avere un fondo di dotazione superiore dal punto di vista economico ed era necessario individuare una serie di interventi che davvero potessero servire a chi vive in montagna per affrontare il tema dello spopolamento in modo particolare. Bocciati gli emendamenti del PD in tema di sostegno alle giovani coppie, ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, i servizi sanitari e sociali, la creazione di impresa, in tema di esenzione di carattere fiscale, la banda larga, la telemedicina. Purtroppo in questo disegno di legge al momento ci sono dei titoli e degli annunci, come spesso fa questo governo, ma non ci sono ancora i fatti concreti che sono quelli di cui chi vive in montagna ha bisogno. Per gli industriali bellunesi, a poche ore dall'ok di Palazzo Madama, spiace che per assenza di risorse non siano state previste nel testo misure ad hoc per sostenere l'insediamento di nuove start-up nelle aree montane. Il percorso è solo all'inizio, certo, ma è necessario approntare una strategia complessiva. Le correzioni sono auspicate nel passaggio che si prevede prossimo alla Camera. Uno dei temi che noi avevamo posto era proprio questo della classificazione dei comuni, in modo tale che ci fosse certezza delle risorse finanziarie a disposizione. Sul punto concorda il ministro Roberto Calderoli. Fondamentale, ha dichiarato, una precisa definizione di cosa è montagna in Italia attraverso parametri ben definiti che assicurino alle zone realmente montane tutto il sostegno necessario.